subito prima occasione del Bagheria che si propone subito in avanti e che sfiora sin dal primo minuto del match. Ancora possesso Bagheria, provare a verticalizzare, si appoggia, Rossi in mezzo, facile, due tempi tra le braccia di Mistretta. Inizia a reagire la squadra di casa dopo i primi tentativi di assedio nei primi minuti. Pallone in mezzo, grande rischio corso dal Bagheria. Allontana l'Accademia Trapani, tentativo di tiro in tuffo, Mistretta ci mette una pezza, ferma tutto il direttore di gara. Pallone battuto in mezzo e pallone che finisce in rete, sblocca il match. Legge male Mistretta e sblocca il match Riccardo Pellegrino. Ancora possesso Bagheria che prova il tiro, non trova però lo specchio della porta. Numero 10 Iezzi. Ancora pallone tra i piedi di Campanella però che può provare ad affidarsi a Demba che lancia da fuori area. Grande rischio per il Bagheria, pone in zona offensiva, prova a scodellare in mezzo il Bagheria, pallone scodellato in mezzo, la testa del numero 8, il gioco del direttore di gara. Alto nel frattempo il Bagheria, una grande occasione per Secan che butta in mezzo per il numero 7 dell'Accademia Trapani che riesce ad agganciare il pallone e lanciarsi in porta. Ci mette una pezza zoom però, pallone scodellato in mezzo a cercare il numero 9, tutto solo. Grandissima occasione del Bagheria, salvata praticamente sulla linea. Servito il russo sulla fascia destra, crossato in mezzo il pallone, ci arriva il giocatore dell'Accademia Trapani che però non riesce ad inquadrare bene lo specchio della porta. Panella appoggia per Russo che corre verso la porta, prova a scodellare in mezzo, pallone in mano al numero 9, tiro che lotta sulla linea, pallone che non finisce dentro, zoom richiede il fallo per scattare sulla fascia, potrebbe servire il compagno in mezzo, lo fa, grande occasione in tuffo, Mistretta salva tutto e lancia lungo per i compagni in zona avanzata.